Presidente Marcon, oggi con l'inaugurazione di questo polo logistico si fa un altro passo avanti nella direzione del trasporto pubblico locale all'insegna della sostenibilità. Sì, sostenibilità ambientale, economica, perché ricordo che è un investimento da 4 milioni e 4, però ci consentirà di risparmiare gli affitti che spendiamo nell'attuale sede, oltre che risparmiare chilometri che si facevano per andare a fare rifornimenti piuttosto che in officina. In più è prodromico all'attivazione completa del trasporto pubblico gomma rotaia, visto che entro la fine dell'anno, salvo imprevisti, sarà terminato anche il terminal prossimo alla stazione e qui a due passi sostanzialmente. Quindi MOM, un'azienda sana che continua ad investire sia in infrastrutture che in mezzi, perché l'acquisto degli autobus sarà importante, i primi 40 milioni di euro sono già stati investiti, un trasporto pubblico che vedremo anche di ampliare in termini di sperimentazione a Castelfranco Veneto, sia un servizio a chiamata, un trasporto suburbano, ci ragioneremo assieme, ma ormai le infrastrutture sono sostanzialmente terminate, è tempo di partire anche con questa ulteriore sperimentazione. Grazie.